Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una è indivisibile è lo slogan della CGIL sarda per dire no all'autonomia differenziata fortemente voluta dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli e condivisa dall'esecutivo Solinas con i mal di pancia dichiarati e comunicati di Forza Italia e riformatori. Il sindacato non vuole la modifica costituzionale avviata dall'esponente leghista del governo Meloni e si allinea alla ferma presa di posizione di PD, Sinistra e Movimento 5 Stelle. Si paventa una secessione nazionale dove le regioni più ricche del nord abbiano la possibilità di lasciare in braghe di tela il meridione del nostro paese. Ed eccoci con Fausto Durante che ha organizzato questo incontro in piena attualità perché non si parla d'altro. Beh sì, il tema dell'autonomia differenziata, soprattutto dopo il voto della scorsa settimana nella conferenza Stato-Regioni, il tema è attualissimo. Noi siamo rimasti, devo dire, colpiti in modo negativo dalla decisione del governo regionale della Sardegna di esprimersi a favore di questo progetto, tra l'altro senza una discussione pubblica, senza un coinvolgimento delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e diciamo, siamo rimasti stupiti perché per noi, per il nostro giudizio, questo decreto così come è fatto spacca l'Italia, crea 20 staterelli regionali, ciascuno con la propria legislazione su materie importanti rispetto alle quali ci vorrebbe coesione sociale e non ulteriore disgregazione. E quindi abbiamo deciso di organizzare qui questa iniziativa per lanciare il segnale. La CGIL non è a favore di questo progetto, ci batteremo se servirà anche nelle piazze e con iniziative di mobilitazione per far cambiare idea al governo e non approvare questo progetto che divide il Paese e non crea né coesione né unità. E divide anche la maggioranza nell'esecutivo regionale perché Forza Italia e i riformatori non sono d'accordo. Ma io spero che questa discussione emerga in modo trasparente e limpido. Se ci sono posizioni diverse nella maggioranza è bene che vengano alla luce, perché i cittadini della Sardegna e i partiti della Sardegna hanno il dovere di discutere su un tema così importante che riguarda la vita concreta delle persone e che domani avrà effetti pesanti se non si corregge sulla salute, sull'istruzione, sui trasporti, sull'energia, su tutte quelle materie su cui in Sardegna si soffre e non da oggi. Paola Casula che rappresenta nel corso di questo incontro promosso dalla CGIL l'ANCI nazionale. Qual è la vostra posizione sull'autonomia differenziata? Allora, l'ANCI nazionale ha espresso anche un documento proponendo degli emendamenti al disegno di legge proposto da Calderoli. La preoccupazione è intanto il ruolo degli enti locali in questo processo, perché si teme che voglia essere approvato un disegno di legge che mette al centro sempre Stato e Regioni, escludendo i comuni da quelle che sono le funzioni dirette previste dalla Costituzione proprio per gli enti locali. Quindi il timore che i comuni siano esautorati da questo procedimento, la perplessità che ci sia una Italia a due velocità, quindi un processo che in questo momento storico rischia di lasciare indietro quelli che in questo momento hanno delle difficoltà rispetto ad altre regioni che sono più
attrezzate anche ad avere autonomia speciale su alcune materie. Quindi perplessità da parte di ANCI nazionale sul procedimento. Come Regione Sardegna esprimiamo sicuramente la preoccupazione che la specialità della nostra regione come autonomia speciale diventi invece una ordinarietà rispetto invece a quella che sarà una specialità di 15 regioni che avranno la possibilità di negoziare con lo Stato un'autonomia su alcune materie, rischiando appunto che il divario soprattutto tra nord e sud si accentui e che anche il fenomeno dello spopolamento sia accentuato da queste decisioni. Quindi sicuramente un tempismo rispetto alla decisione del governo di introdurre l'autonomia differenziata da un punto di vista storico che per quanto ci riguarda è pericoloso. Ci sono tanti processi in corso anche legati al PNRR che sono proprio di perequazione a livello nazionale, e questa differenziazione mette anche a rischio quei processi che sono in corso grazie appunto a un processo di modernizzazione che vuole attuare il PNRR. Nel dettaglio, la scorsa settimana, in una lunga intervista sulla Nuova Sardegna, il papà di questo passaggio fortemente voluto dalla Lega, Calderoli, ha osservato che lo Statuto speciale della Sardegna del 1949 oggi è assolutamente sorpassato. Cosa ne pensate? È assolutamente sorpassato ed è proprio per quello che il nostro è un no a questo processo di differenziazione, perché anziché agevolare la differenziazione da parte delle regioni a statuto ordinario, riteniamo che ci sia la necessità di modernizzare gli statuti delle 5 regioni a statuto speciale e nello specifico magari potenziare quello che è il principio di insularità che con tanta fatica è stato riconosciuto nell'anno precedente e che invece in legge finanziaria è stato finanziato per solo 5 milioni di euro, che sono assolutamente insufficienti. Per cui nelle priorità ci sono sicuramente prima quello di eliminare le diseguaglianze e tutti quegli ostacoli che limitano appunto l'accesso in maniera uguale a tutti i diritti da parte di un cittadino italiano, e quindi prima modernizziamo gli statuti, maggioriamo le risorse sul principio di insularità e poi attuiamo anche quell'autonomia differenziata riconosciuta dalla Costituzione, ma che da un punto di vista di tempismo viene dopo la perequazione appunto da parte di tutte le regioni in questione. Un'ultima puntualizzazione: l'esecutivo regionale ha deciso di allinearsi a quanto deciso a livello nazionale dalla maggioranza, ma Forza Italia e Riformatori hanno avuto qualche problema nell'accettare questo passaggio. Vogliono che sia l'Assemblea Consiliare regionale ad analizzare il caso. E su questo concordo, perché appunto in conferenza unificata la Regione Sardegna si è allineata alla scelta del governo. È anche evidente che è una scelta politica, perché sono state tutte le regioni di centrodestra ad allinearsi, a prescindere dalla propria condizione, che siano al nord o al sud, e quindi è invece giusto che ci sia un supplemento di riflessione all'interno del Consiglio regionale, ma anche appunto sentiti gli enti locali come prevede la Costituzione, e soprattutto che si pensi anche a un'autonomia differenziata che sia legata a peculiarità delle regioni e non semplicemente ad una vicinanza, ad esempio, della regione al governo di riferimento. Quindi non deve essere una scelta del tutto politica, ma ponderata per le esigenze della regione che si rappresenta. In questo caso il Presidente Solinas è il Presidente di una regione a statuto speciale che rischia davvero di rimanere indietro rispetto a quel processo che si stava tentando di avviare anche attraverso appunto il riconoscimento del principio di insularità.
Ed eccoci con il costituzionalista De Muro che sicuramente ha una sua posizione che potrebbe essere in linea con tanti suoi colleghi che a livello nazionale stanno combattendo contro questa decisione del governo ma anche dell'esecutivo regionale. Ma allora il disegno di legge cosiddetto Calderoli, che ormai è stato approvato anche dal Consiglio dei Ministri e che ha avuto l'approvazione della Conferenza delle Regioni, in realtà è un disegno di legge che dà un'attuazione sbagliata all'articolo 116 terzo comma della Costituzione, perché il tema della democrazia regionale rimane comunque sempre quello della differenziazione. Tutte le regioni sono diverse e la Sardegna è più autonoma e più diversa rispetto alle altre. Allora, realizzare questo principio, che in sé è neutro, perché ricorda il fatto che la democrazia, appunto la democrazia regionale, in modo tale che lo Stato si allontana dal ruolo fondativo dell'esistenza stessa dello Stato, cioè garantire una sicurezza uguale su tutto il territorio nazionale, garantire una sanità uguale su tutto il territorio nazionale o garantire una istruzione uguale su tutto il territorio nazionale, è la vera cifra di questo disegno di legge, cioè un disegno di legge che rischia di favorire, soprattutto dal punto di vista delle risorse, e di allocarle laddove le regioni sono comunque più efficienti. I motivi dell'efficienza delle regioni dipendono da tantissimi fattori che adesso non abbiamo il tempo per descriverli, però certamente questi sono dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, quindi sono anche pubblici, sono assolutamente leggibili. Se io attribuisco maggiori risorse in materia di sanità all'Emilia Romagna, che ha già il 94% di realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e non riesco a riequilibrare invece la sanità in Sardegna, che è al punto più basso della realizzazione di questi livelli essenziali delle prestazioni, che è al 56%, questo è evidentemente il rischio della diseguaglianza sul territorio nazionale, che è un rischio assolutamente incostituzionale. Ma è un rischio, De Muro, che noi stiamo vivendo dal momento in cui abbiamo deciso di essere autonomi rispetto alla sanità. Questo è un tema che va declinato in maniera diversa. Certamente noi nel 2007 abbiamo appunto assunto una maggiore responsabilità in materia di sanità e abbiamo una provvista finanziaria relativamente alla sanità. Posso aggiungere che le cose da allora sono peggiorate? Queste andrebbero viste, è un po' difficile dirlo semplicemente a un unico periodo storico, vanno viste in un arco temporale differente. Però la sanità è regionale già da molto tempo, la differenza, cioè dalla fine degli anni 70, la differenza con il periodo precedente è che la Regione Sardegna ha direttamente in capo appunto, come dicevo, una provvista finanziaria che deve bastare rispetto all'autonomia. Qual è il problema che c'è stato in Sardegna? Un problema di organizzazione sanitaria sul territorio, insieme ad altri fattori che sono fattori nazionali, come per esempio il blocco delle assunzioni, come per esempio anche una crisi di vocazioni relative alle scuole di specialità e una riorganizzazione territoriale che è stata più volte cambiata a seconda delle varie maggioranze che si sono succedute al governo. Quindi non mi voglio sottrarre alla sua domanda. Il tema dell'assunzione di responsabilità intorno ad una funzione così importante come quella del diritto alla salute dipende anche dalla capacità che hanno i governi regionali di rendere poi effettivo questo diritto. Quindi da questo punto di vista lo Stato non si deve allontanare dal suo obbligo di intervenire laddove i costi della sanità siano maggiori e quindi per esempio aumentare le risorse. Dall'altro lato il livello regionale non può non pensare di far funzionare al meglio l'organizzazione sanitaria per poter garantire il diritto alla salute sul territorio regionale. Quindi alla fine il risultato è il combinato tra i due livelli, il livello statale rispetto alla tutela dell'eguaglianza e il livello regionale rispetto alla capacità di organizzazione della sanità sul territorio. Un'ultimissima cosa, Calderoli dice entro la fine del 2024 sarà una concretezza questo passaggio storico a livello costituzionale.
Sì, ho letto anch'io questa dichiarazione, è una dichiarazione di un ministro. Se il Parlamento la approverà è anche possibile che questo accada. Mi sembra un po' difficile che accada perché, per esempio, per i livelli essenziali di assistenza ci sono voluti più di 10 anni per la loro definizione e i LEP dovrebbero essere definiti in meno di 6 mesi. Ho qualche dubbio che si possa realizzare un intento talmente ambizioso in così poco tempo. Cristian Ferrari, qual è la posizione della CGIL per quel che riguarda un'operazione che sta andando avanti anche abbastanza velocemente? La posizione della CGIL è una posizione di contrarietà netta ad un'autonomia differenziata come quella impostata da Calderoli. Sul metodo, perché non apre una discussione nel Paese, perché marginalizza il Parlamento che è la sede della sovranità popolare, perché non coinvolge gli enti locali e da ultimo, ma non ultimo per noi, perché non c'è alcun confronto con le parti sociali. Nel merito, perché oggi il problema che ha l'Italia è quello di ridurre i divari e le disuguaglianze territoriali che sono cresciuti in maniera drammatica e non certo andare nella posizione esattamente contraria. Un'autonomia differenziata che non prevede il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese, perché tutti i cittadini hanno diritto agli stessi diritti a prescindere dalla regione in cui risiedono, e soprattutto un'autonomia differenziata che consente il trasferimento di materie di rilevanza strategica come le politiche industriali, le politiche energetiche, porti, aeroporti, infrastrutture, non va da nessuna parte, porta a sbattere l'intero Paese. Come sta cambiando l'Italia dopo l'avvento di un nuovo segretario, di una nuova segretaria nel Partito Democratico? Lei vede un cambiamento radicale? Ma noi ovviamente nella nostra autonomia di forza sociale guardiamo pur con interesse per una svolta politica che ci auguriamo possa in qualche modo finalmente riportare nella sinistra politica il tema del lavoro e della rappresentanza del lavoro al centro della loro agenda. Abbiamo bisogno di partiti della sinistra che combattano la precarietà, che sollevino la grande questione salariale che questa inflazione sta infliggendo ai lavoratori italiani e che rilancino un'idea di paese solidale, coeso, fondato su un welfare universalistico. Se questi, come sembra, saranno i temi principali della nuova segreteria del Partito Democratico, insomma guarderemo con interesse e nel nostro ruolo, facendo il nostro mestiere, contribuiremo anche ad affermare queste priorità. Il cronista deve fare una domanda che riguarda l'attualità. Addio al reddito di cittadinanza, arriva una nuova sigla che si chiama MIA. No, è un'operazione che nella sostanza vuol dire solo una cosa: tagliare 2-3 miliardi di euro alla parte più debole, più fragile del nostro Paese, rigettarla in una condizione di insicurezza sociale e soprattutto esporla ad una nuova ricattabilità anche rispetto al mondo del lavoro. Se qualcuno pensa che il reddito di cittadinanza è concorrenziale con i livelli salariali, non ha capito niente del problema che abbiamo in questo Paese, che da 30 anni perde, soprattutto sul piano degli stipendi e dei salari, rispetto anche agli altri paesi europei. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni.
Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Telesardegna. Questa sera ci ha raggiunto Mauro Carta, il nuovo presidente delle ACLI Sardegna. Per i nostri telespettatori ACLI vuol dire Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Presidente, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie per avermi ospitato. Da pochi giorni lei è diventato il presidente regionale, ha fatto già da diversi anni, era il presidente provinciale di Cagliari, un nuovo incarico per le ACLI che hanno sempre più bisogno di un'attenzione regionale ma nazionale. Sì, la nostra associazione con oltre 75 anni di storia rappresenta un po', diciamo, in tutto il tessuto regionale diversi servizi, settori dove ogni giorno, quindi quotidianamente, offriamo un servizio ai cittadini, alle persone più in difficoltà. L'obiettivo ovviamente principale dell'associazione è quello di dare risposte ai problemi sia di natura sociale ma soprattutto anche dare una speranza a molte persone che ovviamente devono affrontare le difficoltà della vita. Sostanzialmente poi ci sono tutta una serie di servizi di segretariato sociale che noi offriamo in tanti comuni della Sardegna anche attraverso le sedi provinciali, e questo ci permettono di raggiungere tantissime persone ogni giorno, soprattutto nei paesi dove molto spesso mancano anche dei servizi essenziali. L'associazione conta quasi 20.000 associati come sistema, perché ovviamente ci sono vari settori che poi fanno parte dell'associazione principale, come il settore sportivo, quello degli anziani, dei giovani, e quindi poi ci sono tutta una serie di associazioni specifiche che si occupano di formazione, di cooperazione internazionale, di immigrazione e di emigrazione anche verso i sardi all'estero. Quindi c'è davvero tante attività che sono svolte, diciamo, in tutto il sistema. Le ACLI nascono in Italia nel 1944 appunto per sviluppare un sistema educativo e sociale. Nei nostri percorsi abbiamo visto spesso il vostro logo, la vostra presenza in quelli che possono essere gli eventi, le sagre, i convegni. I numeri della Sardegna come sono in questo momento? Diciamo che la nostra presenza appunto capillare in molti comuni, anche piccoli del territorio, ci permette di essere presenti in molte manifestazioni anche culturali, diciamo sociali, di aggregazione, che permettono appunto alle persone di avere quel contesto dove produrre anche delle attività, dei progetti anche molto belli dal punto di vista associativo, che permettono anche alle stesse associazioni di sviluppare delle reti nello stesso territorio. Pensiamo al fatto che molti comuni oggi stanno soffrendo appunto il fatto che non ci sono più dei servizi essenziali come
il medico, la scuola, la farmacia, ma anche pensiamo al fatto che c'è difficoltà a creare una squadra di calcio, piuttosto che il bar del paese in molti comuni non c'è più, che era il punto di aggregazione per molte comunità. E infatti il circolo delle ACLI molto spesso invece rappresenta una risposta a questa diciamo, mancanza anche di servizi, dove molto spesso nel circolo si fa aggregazione sociale soprattutto per i giovani, ma anche per gli anziani, si offrono dei servizi e quindi diventa un punto di riferimento davvero per il territorio. Lei è nativo di Gesico, posso dire una ridente città sarda che con la sua sagra ogni anno porta davvero centinaia di migliaia di persone, a tanti riconoscimenti, ma soprattutto a tanta voglia di fare sempre nell'ambito appunto della collettività. Quale sarà uno dei suoi primi obiettivi, visto che lei ha questa estrazione, diciamo, vincente, a questo modello gesichese, mi permetto di dire? Sì, io sono nativo diciamo, di Gesico, un paese della Trecenta, diciamo purtroppo con pochi abitanti, poco più di 800. Da lì arrivo creando le ACLI nel mio piccolo paese, è nato come un piccolo circolo e poi negli anni si è sviluppato creando tantissime attività e quindi penso che appunto il circolo è la base diciamo, di riferimento per molte persone dove possono davvero sviluppare le loro competenze, fare formazione, creare quei momenti anche di socialità, di convivialità che sono necessari per una comunità. Pensiamo appunto anche al discorso della sagra più importante che abbiamo, quella delle lumache, che ha permesso a questo piccolo centro di farsi conoscere in tutta la Sardegna e in tutto il mondo, anche perché sono arrivate nelle tante occasioni tantissimi ospiti internazionali e nella collaborazione che c'è stata tra comuni, Proloco, ACLI, abbiamo davvero ospitato tantissimi ospiti e abbiamo fatto conoscere questa piccola realtà a tutto il territorio. Allo stesso tempo ovviamente è difficile anche nei piccoli paesi oggi trovare persone che si vogliono in qualche modo impegnare e assumere un ruolo di responsabilità per favorire appunto anche dei servizi o delle attività e quindi il nostro compito è quello sempre di più di coinvolgere le persone, dargli gli strumenti e accompagnarle anche in questi percorsi perché davvero c'è tanto bisogno. Voi avete anche un'attenzione su quello che sta succedendo in Ucraina e quindi state creando già da alcuni mesi purtroppo l'ospitalità per i profughi ucraini. Sì, abbiamo iniziato fin da subito, dopo lo scoppio della guerra, quando sono arrivati i primi profughi, fornendo un'assistenza primaria con l'abbigliamento, le medicine, l'alloggio e poi abbiamo continuato e sviluppato tutta una serie di servizi come l'accompagnamento nelle scuole per i bambini, quindi l'inserimento nelle stesse, poi il fatto che molte famiglie oggi sono composte da mamme, adolescenti e neonati o comunque bambini, diciamo, di pochi anni, quindi la difficoltà enorme che hanno avuto queste famiglie, soprattutto poi nei mesi successivi, è quella dell'integrazione, della socializzazione e dell'inserimento nel nostro contesto. Quindi grazie anche a un progetto della UEFA che ha riconosciuto il progetto delle ACLI, l'unico in Italia che è stato diciamo, approvato e anche grazie a un altro contributo dell'Unione Europea siamo riusciti appunto a sviluppare tutta una serie di servizi diffusi sul territorio regionale. Abbiamo attivato uno sportello psicologico, ci sono tantissimi laboratori artistici, culturali, stiamo facendo conoscere la Sardegna a queste persone, quindi con delle visite guidate nei contesti e nelle comunità, in modo da entrare nella comunità e socializzare anche con le persone, perché a loro manca tantissimo la famiglia, mancano i parenti e vivono in una condizione di paura continua, avendo ovviamente lasciato il loro ambiente di primo riferimento, la casa, la scuola e molto spesso i bambini sono traumatizzati ancora oggi da questo cambio di vita. E quindi il nostro aiuto è soprattutto questo e soprattutto anche, per esempio, abbiamo iniziato già da diversi mesi a inserirli nelle attività sportive, quindi con un accordo fatto con tantissime federazioni e associazioni stiamo trovando una rete davvero di solidarietà che permette loro di partecipare a queste attività. Le chiedo prima di salutarci, poi avremo modo sicuramente di rivederci. In qualità di presidente regionale ACLI,
cosa vorrebbe chiedere alle istituzioni tramite i nostri microfoni. A me sta a cuore il discorso dei giovani, del fatto che loro sono una risorsa per la Sardegna e noi come associazione da diversi anni stiamo puntando sia attraverso il servizio civile universale che è uno strumento utile a tantissimi giovani per inserirsi all'interno di un'organizzazione, per apprendere tante competenze oggi e quindi tanti giovani ci aiutano ogni anno attraverso i progetti a realizzare bellissime attività e i giovani per noi rappresentano una risorsa da utilizzare e da spendere per il futuro della Sardegna. Su loro vogliamo investire e chiediamo appunto alle istituzioni di fare tanto in questa direzione, perché il fatto che molti di loro studiano in Sardegna, si specializzano, vanno a conseguire anche alti titoli di specializzazione e poi partono, ovviamente non va bene. Dobbiamo cambiare in qualche modo nel medio e lungo termine questa possibilità anche di permettere a tanti giovani emigrati di rientrare, quindi occorre pensare a un programma nel medio e lungo termine per tantissime persone che vorrebbero venire in Sardegna. Stanno arrivando tantissimi nipoti di nostri conterranei che sono emigrati negli anni 50 o anche prima e stanno riscoprendo la Sardegna. Pensiamo a tantissimi ragazzi argentini che stiamo incontrando, li stiamo inserendo anche in piccole comunità e questa potrebbe essere la forza della Sardegna per i prossimi anni. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.
Appuntamento nella sala conferenze di Samanifattura in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna per la presentazione delle misure Donne e Lavoro rivolte a favorire l'occupazione femminile promosse dall'assessorato regionale guidato da Adalai. Uno sportello per le fasce deboli dedicato alle categorie più svantaggiate per le quali l'ingresso e il reinserimento nel mondo del lavoro risulta più difficile. Un piano per la parità di genere perché la Regione Sarda è impegnata a tutelare l'uguaglianza tra i sessi, che rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo del 1957, aveva riconosciuto una embrionale forma di uguaglianza, ma con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre del 2009, l'uguaglianza tra le donne e gli uomini è stata fortemente riconosciuta tra i valori fondanti dell'Unione Europea. In questo contesto l'amministrazione regionale ha fatto proprio il principio dell'eliminazione delle diseguaglianze e della promozione della parità di genere a livello di legislazione, con la quale garantisce le pari opportunità in ambito lavorativo e impegna l'amministrazione e gli enti ad adottare misure attuative delle direttive comunitarie in materia. Formando anche misure che in questo momento serviranno sempre di più alla Sardegna, che sono l'assistant de vie, e cioè la professionalità, diventa una professione fare la badante, la colfa e la babysitter. Tutte persone che aiuteranno le donne poi invece ad uscire di casa, ad andare a lavorare, ad esprimere i propri talenti, a fare anche politica, perché la politica ha bisogno anche di tempo e quindi in realtà deve essere compatibile con la famiglia. Questo è molto importante, le nostre misure sono tante, e istituiamo anche un premio, il premio Donna Lavoro, perché deve essere riconosciuta la donna che lavora, perché diventi un esempio, perché le donne che lavora fa cambiare la Sardegna, fa cambiare l'economia, e in questo momento anche la Sardegna ha bisogno di tante donne in gamba. Sono dati allarmanti quelli emersi dall'incontro organizzato al Caesar Hotel di Cagliari da Sor Optimist e finalizzato a riflettere sul tema dell'hate speech, il linguaggio dell'odio sul web, un fenomeno sempre più pervasivo che vede come bersagli principali degli odiatori da tastiera le donne, le persone con disabilità e le persone omosessuali. Dalla 7ª edizione della mappa dell'intolleranza, come afferma Susi Ronchi, coordinatrice regionale di Giulia Giornaliste, emerge sempre di più la necessità di educare all'uso dei social network e di un intervento normativo al fine di tutelare gli utenti e prevenire forme sempre più radicali di odio che possono superare i confini della dimensione online e tradursi in atti concreti e in crimini d'odio. Da strumenti per creare conoscenze e connessioni, i social si sono man mano trasformati in veicolo di diffusione dell'odio. I bersagli più colpiti sono le donne. Perché? Quali sono le cause di questo fenomeno? Allora, noi giornalisti e giornaliste soprattutto facciamo domande, non siamo in grado di dare risposte, però alle risposte possiamo anche porci dei dubbi e anche altre curiosità, perché le risposte devono essere sempre accompagnate da soluzioni. È proprio così. La mappa dell'intolleranza, che è stata appena pubblicata, è la 7ª mappa dell'intolleranza sul linguaggio d'odio che è stato, che è emerso nel 2022, ha messo in evidenza che le donne continuano a essere da anni purtroppo sul podio e quindi bersaglio privilegiato degli hater, quindi degli odiatori seriali. Al secondo posto su questa classifica, diciamo, inquietante, appaiono nel 2022 le persone con disabilità e al terzo le persone omosessuali. Queste persone, che sono oggi al terzo posto, erano negli anni ormai fortunatamente, diciamo, quasi dimenticate, erano agli ultimi posti della classifica, quindi gli osservatori e gli analisti si chiedono come è cambiato l'odio verso queste categorie, perché continuano a essere le donne al centro dell'odio e delle parole d'odio offensive, di minaccia da parte di chi agisce in questo modo attraverso le parole. Allora, ciò che emerge anche in maniera inquietante questa sera, io vorrò sottolinearlo, è che
alle parole d'odio purtroppo corrispondono le azioni d'odio. C'è una correlazione tra la parola e l'azione, cioè troppo spesso ormai c'è una coincidenza tra i picchi di odio verso le donne, per esempio la misoginia, e verso anche i ragazzi e le ragazze con il bullismo, verso le persone omosessuali, verso le persone con disabilità. C'è questa correlazione poi che si traduce in atti concreti, in crimini d'odio, e su questo gli osservatori, gli esperti stanno lavorando, cioè la parola che agisce come leva e come stimolo all'azione. Questo è un aspetto molto inquietante. Ecco, a livello giuridico, quali potrebbero essere le azioni per contrastare e prevenire questo fenomeno che si fa sempre più dilagante? Allora, diciamo che io ripeto sempre che noi giornalisti dobbiamo veramente cercare di porre domande, cercare di porre dubbi, curiosità per far capire e scandagliare il fenomeno a chi deve farlo. Quindi sul piano giuridico, certo che il linguaggio d'odio rientra nello spettro delle emotività delle persone, quindi della nostra comunità. Quindi la domanda che noi ci dobbiamo porre è: quanto è importante tutelare l'articolo 21 della Costituzione, che è importantissimo, che parla della libertà di espressione per tutti, diciamo, in maniera correlata con l'articolo 3 della Costituzione, che è la pari dignità per le persone. Cioè noi dobbiamo cercare di contemperare questi due articoli, perché la questione dell'hate speech, quindi del linguaggio d'odio, che è sempre più crescente online, in rete, deve essere in qualche modo normato, quindi sul piano giuridico, ma soprattutto è una questione che diventa anche educativa. Quindi non dobbiamo dimenticare di noi adulti soprattutto di intervenire sul piano educativo, sul piano formativo, nelle nostre famiglie, nelle scuole, nelle università. Quindi è una questione normativa, ma una questione anche educativa. Come abbiamo visto soprattutto Un'intera giornata di lavoro nella sala anfiteatro della Regione per quello che dovrebbe essere uno dei passaggi fondamentali per la definizione dell'attesissimo piano energetico ambientale della Sardegna. Solo nella tarda mattinata sono intervenuti in call da Roma il ministro Gilberto Picchetto Frattin e la sua vice Vania Gava. 2 le tavole rotonde programmate sulla base dei report presentati dalle 2 società milanesi che hanno predisposto lo studio di fattibilità. La prima sul tema il recepimento degli obiettivi energetici e il quadro normativo nazionale e la seconda in serata per la presentazione del terzo rapporto di monitoraggio del piano energetico ambientale. Un'analisi dettagliata con la conferma che lo Stato ritiene la nostra Regione il laboratorio energetico nazionale e che nel contempo l'esecutivo Solinas sottolinea di voler partecipare attivamente ad ogni momento della concertazione con Roma e di non voler essere terra di conquista per le multinazionali dell'eolica offshore e del fotovoltaico. Momento importante perché rappresenta il lavoro fatto dall'assessorato all'industria riguardo il rapporto di monitoraggio del piano energetico regionale. All'interno del documento sarà presentato il bilancio energetico regionale, il bilancio regionale delle emissioni e lo stato di attuazione del piano energetico regionale. Quindi un momento importante per far emergere i dati della Sardegna in materia energetica, ma anche un momento importante di confronto evidentemente con il governo nazionale e con i player per tutte le questioni energetiche che riguardano la nostra isola. Le prossime strategie sono innanzitutto quelle di modificare il piano energetico regionale che sino ad oggi non
si è potuto modificare anche in ragione di una vecchia legge che prevedeva un procedimento farraginoso e che oggi invece con l'approvazione della legge sull'energia prevede un procedimento semplificato. Quindi il prossimo passaggio sarà quello proprio di modificare il piano energetico regionale, evidentemente in funzione di quelle che sono le nuove necessità del territorio regionale. Principalmente l'aspetto da tenere sempre bene in evidenza è il fatto che la transizione energetica va innanzitutto affrontata, quindi per poterla traguardare abbiamo necessità ancora di più di avere il gas, cosa che evidentemente ancora a livello nazionale non è ben chiaro e che invece insieme al governo regionale stiamo evidenziando. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro per la Portovesme, ma è stato un momento di confronto in cui abbiamo parlato in generale della questione energetica sarda e dell'importanza di avere finalmente il gas per poterci consentire di arrivare al tutto rinnovabili, ma di poterlo fare nelle condizioni in cui la nostra comunità, le nostre imprese, le nostre famiglie non siano nuovamente messe in una condizione di svantaggio rispetto alle altre regioni d'Italia. Quella sensazione che voi non volete che la Sardegna diventi laboratorio esclusivamente per le fonti alternative? Io credo che la Sardegna, così come tutte le regioni d'Italia, debbano puntare sulle energie alternative. È chiaro però che prima di sostituire completamente qualcosa con il nuovo sia necessario trovare una condizione che consenta la stabilità e la robustezza che oggi lo consentono solo ed esclusivamente le fonti fossili e non le fonti rinnovabili. Quindi nel momento in cui ci sarà evidentemente la stessa stabilità e la stessa robustezza da parte delle fonti rinnovabili, potremo utilizzare solo ed esclusivamente le fonti rinnovabili. Ma penso che la Sardegna nel concreto sul piano delle rinnovabili abbia delle fortissime carte da giocare, innanzitutto per l'illuminazione che è una delle più alte all'interno del bacino del Mediterraneo, poi per la posizione unica all'interno sempre del Mar Mediterraneo che garantisce una grossa prospettiva anche per lo sfruttamento dell'eolico. Quindi ci sono delle prospettive dal punto di vista, diciamo, della disponibilità della terra, del mare, dell'aria che sono uniche a livello italiano. Chiaramente per arrivare ad avere un piano coerente e che sia più efficace possibile per le prospettive regionali è necessario che ci siano delle decisioni fatte in modo oculato, con una strategia ben definita e in partnership anche con quelli che sono i grossi player industriali. Oggi sarà molto interessante per me e per gli altri cittadini che sono qui a sentire questo convegno quali possano essere le prospettive che l'amministrazione regionale possa valutare per fare della Sardegna un player molto molto importante in questa nuova era dell'energia che sarà dominata da un grossissimo interesse sullo sviluppo delle rinnovabili. Due appuntamenti, uno ad Alghero nel fine settimana, oggi a Cagliari per parlare sempre di energia. Ma qual è la posizione di Confindustria? Qual è la vostra valutazione? La posizione di Confindustria credo che sia ormai abbastanza nota. La Sardegna ha bisogno di un mix di fonti energetiche, tenuto conto che certamente il futuro è un futuro che riguarderà nuove fonti, parlo dell'idrogeno, parlo del biometano, oltre naturalmente alle rinnovabili. Noi sosteniamo che le rinnovabili oggi siano fondamentali, ma soprattutto se indirizzate all'autoconsumo, in maniera tale che i primi beneficiari siano le famiglie e le aziende. Il problema delle rinnovabili e quindi dell'elettrico è, come ormai sanno tutti, l'accumulo. I condensatori, le batterie per avere una capacità di accumulo importante hanno bisogno delle materie rare. Le materie rare sono sostanzialmente il litio che viene prodotto per l'80-90% in Cina. Quello che noi riteniamo è che non si debba passare da una dipendenza dal gas russo a una dipendenza al litio cinese. Oltre a queste forme, ovviamente noi crediamo che nel breve e medio termine non possiamo non avere l'energia derivante dal gas naturale liquido e quindi completare gli interventi infrastrutturali in Sardegna e quindi tutte le reti di adduzione e di distribuzione, non fosse altro perché queste reti poi saranno pronte per la distribuzione dell'idrogeno miscelato. Noi sappiamo che già oggi nel nord Italia Snam sta
provando, sta sperimentando fonti energetiche derivanti da una miscelazione del gas metano con l'idrogeno, per il momento con percentuali ridotte. Stiamo parlando di un 10-15% di idrogeno nelle tubazioni. È evidente che ancora una volta la Sardegna non può pensare di rimanere al palo su un intervento così importante. Hub energetico sicuramente sì, hub rinnovabile sicuramente sì, ma occorre procedere velocemente perché le industrie sarde hanno la necessità di energia ed energia a costo contenuto per essere competitiva. Riassumendo la vostra posizione, quella di Confindustria, voi dite sì alle rinnovabili ma non esclusivamente alle rinnovabili. Assolutamente no, non esclusivamente per i motivi che abbiamo detto prima, che prescindono non solo dal punto, sotto l'aspetto paesaggistico, che comunque è fondamentale. Non possiamo pensare di riempire la Sardegna né di campi fotovoltaici né di campi eolici. Ricordiamo innanzitutto che soprattutto le strutture del fotovoltaico sono delle strutture che poi dovranno essere smaltite. Il secondo aspetto è quello a cui facevo riferimento prima, quindi sia alle rinnovabili ma rivolte all'autoconsumo, in maniera tale che effettivamente fin da oggi le famiglie possano beneficiare di questo intervento. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Un interessante dibattito sul mondo delle costruzioni, la prima industria della Sardegna.
tema dalla progettazione alla validazione dei progetti sostenibili. Argomento di grande attualità considerata la pioggia di progetti che vogliono essere inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con limite invalicabile il 31 dicembre 2026. Roberto Satriano, esperto di livello nazionale nella certificazione del lavoro di ingegneri e architetti, confessa che mai era accaduto che tanti progetti fossero bocciati per mancanza dei rigorosi requisiti di legge. Un vero e proprio delirio di iniziative per non perdere il treno del PNRR e dei suoi vagoni gonfi di milioni che fanno riferimento ad una iniziativa unica e irripetibile a livello comunitario. Nel corso dei lavori sono stati dettagliatamente approfonditi gli aspetti legati al ruolo degli enti erogatori e di controllo e degli organismi di validazione e certificazione, con i criteri ambientali chiave da rispettare. Sì, il mondo delle costruzioni oggi viene chiamato ad avere un ruolo molto importante all'interno delle opere pubbliche perché ci sono tantissime risorse che stanno arrivando, si pensi per esempio al PNRR, però è importante anche che già da una parte di programmazione, di ideazione delle politiche delle opere pubbliche ci sia chiarezza e visione su quello che si vuole fare. Dopodiché il procedimento che porta poi alla realizzazione delle opere, come abbiamo discusso anche oggi, è irto di tante difficoltà e c'è bisogno probabilmente di maggiore collaborazione interna alle amministrazioni e tra le amministrazioni e i soggetti privati, progettisti, chi fa le validazioni e soprattutto col mondo delle costruzioni. Oggi è sempre maggiore la richiesta di sicurezza, di certificazioni, ma anche e soprattutto di costruzioni sempre più green. Sì, diciamo che la normativa ultima, recente, sempre più sta andando verso questa direzione, dei criteri ambientali minimi per esempio, quindi diciamo che anche con l'avvento del PNRR c'è proprio l'obbligo di inserire all'interno degli appalti che riguardano le opere pubbliche tutta una serie di aspetti che vadano a garantire la sostenibilità degli interventi e quindi l'aspetto di carattere ambientale è un aspetto proprio anche di carattere tra l'altro etico, non è soltanto una questione di mera sicurezza ma è una questione proprio di riduzione del consumo di materie, di suolo e soprattutto il tema anche dell'economia circolare, quindi bisogna che tutti gli attori che affrontano queste tematiche, dai progettisti a chi fa costruzioni, abbiano le competenze e si dotino anche di quel saper fare che rispetti l'ambiente. Il direttore generale Mameli ha parlato spesso di PNRR, è passato un anno, ne abbiamo ancora 3 davanti, dobbiamo completare un progetto. La città metropolitana di Cagliari è stata protagonista di questo passaggio? Sì, la città metropolitana di Cagliari, anche su decisione della normativa nazionale, è un soggetto molto importante, stiamo portando avanti veramente tantissimi progetti, adesso a luglio abbiamo una buona tranche di affidamenti, di appalti proprio che stanno partendo, un grosso progetto da oltre 100 milioni di euro che riguarda diversi interventi in tutto il territorio metropolitano, abbiamo circa 40 milioni di euro sulle scuole, abbiamo veramente tanto da gestire, con tempi, come si diceva appunto, abbastanza ristretti, però io ritengo che siamo sulla giusta strada per arrivare a raggiungere risultato al 2026. E siamo in chiusura del dibattito, come sempre facciamo un momento di approfondimento. Partiamo da Roberto Satriano che è arrivato da Brescia e uno specialista per quel che riguarda la certificazione e la validazione dei progetti. È un mestiere molto difficile il suo? Ma difficile non lo definirei, diciamo che si cerca sempre di più di creare un feeling con le amministrazioni, ma per far capire che alla fine un po' le redini del gioco ce l'hanno loro, noi diamo un supporto, un aiuto, ecco. Quindi e molto spesso spiace vedere magari l'impreparazione o comunque la difficoltà di gestire questi processi che alla fine loro hanno il potere di fin dall'inizio gestirli. Ecco. Come è cambiato il vostro modo di lavorare con il digitale? Ma allora, questa è in continua evoluzione, nel senso che abbiamo iniziato da poco anche noi a entrare in questo mondo e quindi diciamo che siamo solo all'inizio, quindi però io mi auguro che questa evoluzione proceda anche in maniera spedita. Ecco. Satriano, è in grado di dirmi in percentuale quanti progetti vengono bocciati alla vostra attenzione?
Bocciati ultimamente, pur spiace dirlo, abbastanza, ma più che altro perché come requisito noi abbiamo sempre il discorso, come si è detto anche oggi nella presentazione, del fine ultimo è il bene per la collettività. Quindi se vediamo che un progetto non è passabile, non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza approvarlo, ma perché? Perché questo creerebbe dei problemi poi nella gestione dell'appalto, con ulteriori costi aggravi di tempistiche, eccetera. Ultimamente un po' questo delirio del PNRR, dal nostro punto di vista cerchiamo appunto di fermare, ma più che altro per non avere poi problemi successivamente, che dire oggi per avere il contentino abbiamo approvato il progetto, ma dopo si trova di fronte in mano un qualcosa che non può essere realizzabile e inutile, quindi a questo punto è meglio bloccarlo subito. Grazie davvero dottor Satriano, ed eccoci al nostro amico Gianni Massa che ha presentato Officine 18, gruppo che prevede ingegneri, architetti, geologi, nato nel 2018, che fa progettazione a 360 gradi. Mi è piaciuto soprattutto, e lo dico per i nostri telespettatori, l'ultimo passaggio, quello che Gianni Massa ha giocato da vicepresidente nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, il confronto con i ministri e la burocrazia. Sì, perché noi viviamo in un paese che da 100 anni, io ho citato il quinto governo Giolitti, Ivano Bonomi era ministro del quinto governo Giolitti, poi è diventato Presidente del Consiglio e fece 100 anni fa, poco più di 100 anni fa, la prima legge di semplificazione, e i governi che si alternano nel nostro Paese sempre hanno di fronte questo grande pilastro e tutti vogliono semplificare, ma purtroppo il panorama normativo è andato per sovrapposizione e quindi anziché togliere leggi, facciamo leggi con 280 articoli come il codice appalti, che non è a 280 ma poco meno. Che cambia molto spesso, cambia il governo, cambia la classe politica e cambia il codice. E cambia il codice. Questo non aiuta. Un esempio facile del nostro paese è il 110, pandemia, guerra anche, cioè quindi problemi geopolitici. Abbiamo avuto e abbiamo comunque come Europa messo in campo delle grandissime opportunità. Il PNRR è una grande opportunità. All'interno del PNRR la politica ha iniziato a mettere bandierine o bisticciare, come diciamo noi in Sardegna, su una delle azioni che è quella che riguarda l'edilizia e quindi che è quella che riguarda il super bonus. Ebbene, il super bonus in 24 mesi è cambiato 16 volte, quindi abbiamo avuto 16 provvedimenti legislativi in 24 mesi. Allora qualcuno deve spiegare ai cittadini come può il tessuto imprenditoriale e il tessuto professionale adeguarsi a queste sfide se le nostre leggi cambiano 16 volte in 24 mesi. E questo però è una questione che attiene veramente il futuro del nostro Paese, perché la pubblica amministrazione e la burocrazia, la buona burocrazia, è una guida importante per il Paese, ma finora non ci siamo riusciti. Io spero che nel futuro i nostri figli riusciranno a guardare questo Paese in questo modo. Nel corso del tuo intervento hai parlato di come sia cambiata la velocità nei procedimenti. Grandi responsabilità, grande attenzione dei certificatori, ma il mondo cambia addirittura. Fra un po' l'ingegnere potrebbe essere sostituito da un'intelligenza artificiale. Sì, questo è un pericolo che molti vedono, ma l'intelligenza artificiale non potrà sostituire il ruolo dell'uomo, il talento dell'uomo, anche se devo dire che lo strumento e la tecnologia ha fatto passi da gigante. Questi passi da gigante, come la bomba atomica, no? Quando abbiamo costruito la bomba atomica o l'atomo, era fatta per il bene, però come tutti gli strumenti possono essere utilizzati in determinate maniere dall'uomo. Ecco, questo è uno di quei momenti di confine dove la tecnologia potrà essere uno strumento di grandissimo sviluppo, ma anche uno strumento pericoloso, certamente. Un'ultima cosa, abbiamo sentito dei termini che non conoscevamo.
Uno è RUP e l'altro è BIM. Acronimi di? Allora, il RUP è il responsabile unico del procedimento previsto per legge, quindi la pubblica amministrazione deve sempre nominare un responsabile del procedimento, però che va benissimo, giustissimo, però non abbiamo una scuola di manager, perché quel responsabile deve avere strumentazioni e ufficio atto a dargli quella responsabilità, prima cosa. L'altro acronimo è BIM, il BIM è il Building Information Modeling, che sono tutti gli strumenti, i software e gli hardware e gli algoritmi che ci consentono oggi non solo di progettare in 2D e in 3D, diciamo con AutoCAD che ha sostituito il tavolo da disegno, ma con dei software che ci consentono di costruire il modello digitale dell'edificio virtuale e lì operare con i materiali, con la fisica dei materiali, con la parte economica, con i contratti, si arriverà alla blockchain dentro il modello digitale, eccetera. Questo è il BIM. Ultimissima cosa, si arriva al momento della procedura, abbiamo visto tante bocciature, ma il nostro amico Satriano ha parlato di delirio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sì, perché ha portato un cortocircuito, nel senso che abbiamo una grande opportunità davanti, ma non siamo preparati, cioè la nostra pubblica amministrazione, ma anche il nostro tessuto produttivo e professionale non è preparato, quindi per affrontarlo, se lo affrontiamo come diceva Einstein con i vecchi strumenti, andiamo in delirio e stiamo andando in delirio. Dobbiamo essere così bravi da essere un po' elastici. Diciamo che noi un po' al sud forse abbiamo questo carattere di provare a affrontare temi complessissimi con le nostre forze, però questo non è assolutamente semplice, perché noi siamo di fronte a una grande opportunità, a grandi finanziamenti, ma a una macchina che per come è organizzata non li può spendere e non li sa spendere. Qual è la soluzione? Io non ce l'ho, ovviamente dobbiamo provarci. Per Aristam Day 2023 l'infinito viaggio della ricerca scientifica, appuntamento nell'Aula Magna Boscolo della Cittadella Universitaria di Monserrato. Il magnifico rettore Francesco Mola ha dato il via alla 15ª edizione della giornata internazionale dedicata a scienze e cellule staminali, a cui aderiscono 87 enti tra atenei e centri di ricerca di Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia e Ungheria. L'evento, coordinato per l'Ateneo di Cagliari dalle professoresse Micaela Morelli e Valeria Sogos, è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori con collegamenti internazionali in call conference, momenti di divertimento collettivo e giochi a premi, interventi di campioni sportivi e presentazioni a cura degli scienziati presenti. Valerio, siamo in Cittadella Universitaria a Monserrato, è una giornata speciale, si parla di cellule staminali, quindi un futuro che riguarda tutti, gli sportivi, le persone che fanno attività fisica, ma soprattutto anche chi deve combattere le patologie. La scienza va avanti, l'Università di Cagliari è tra i quasi 100 centri che in Europa prendono parte, con altri atenei, centri di ricerca, laboratori, prendono parte a questa giornata di studio che si chiama Unistem e che è stata fondata dalla senatrice Elena Cattaneo, senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata di fama mondiale che lavora all'Università Statale di Milano. Il messaggio è a quasi 500 ragazzi che adesso vedremo poi dalle immagini, sono in Aula Magna, alla Boscolo della Cittadella, e il messaggio viene da due atleti che hanno dimostrato di saper raccontare la loro vita, le loro esperienze, i sacrifici, quello che c'è dietro, anche le telecamere, che c'è dietro i risultati buoni che magari vengono da tanti risultati di fatica, tanti risultati di rinunce. Abbiamo con noi Corrado Sorrentino e abbiamo con noi Dalia Caddari, un gran sorriso, una velocità che ha fatto vibrare l'Italia. Buongiorno Dalia. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Bene, allora noi parleremo tra pochi attimi con dei ragazzi. Corrado, tu hai un'iniziativa che l'anno scorso hai portato avanti con grande coraggio, da padre che si è trovato di fronte a una situazione
molto delicata che riguardava tua figlia, che è scomparsa, che soffriva di una malattia. Adesso fai il bis con ancora più forza, più coraggio e la voglia di mettere assieme anche altre discipline, oltre al fatto che tu sia un nuotatore che sia stato pluriprimatista italiano, sei primatista mondiale master, hai circonnavigato la Sardegna appunto l'anno scorso e sei l'unico uomo al mondo ad averlo fatto. Da dove si parte? Si parte dalla voglia che ho avuto sin da ragazzino di mettermi in discussione e di non fermarmi di fronte alle difficoltà. Questa è una dote che fortunatamente mi è stata trasmessa dai miei genitori. Io ho perseverato in questo senso sempre, in tutta la mia vita, e questa dote mi ha dato la possibilità di non fermarmi neanche adesso nel momento più difficile della mia vita. E quindi sì, abbiamo fatto il Giro della Sardegna a nuoto l'anno scorso, quest'anno lo rifaremo multidisciplinare, penso ci sarà anche Dalia, pochi metri perché è una velocista, li farà velocemente e lo faremo multidisciplinare perché mi sono reso conto l'anno scorso che siamo riusciti ad avvicinare un sacco di persone e quindi raccogliere anche un sacco di fondi per gli ospedali per i reparti pediatrici. E quindi la mia idea è più siamo meglio è, più persone si avvicinano a questo progetto, più amicizia si crea, più solidarietà e aiutiamo un sacco di gente. Se tu dovessi portare questo messaggio, intanto io credo che tua figlia da lassù ci stia guardando e sia contenta di quello che fai per lei, anche perché può pensare, e tu lo pensi sicuramente, che puoi essere di aiuto a tanti altri genitori che provano una sofferenza, lo dico anch'io da padre, provano una sofferenza che è inimmaginabile, uno può solo raccontarsela, ma chi ce l'ha sulla pelle è chiaro che la vive profondamente. Cosa dici? Ma è chiaro che solo provandolo si può capire. E sebbene io non abbia nulla da insegnare a nessuno, perché mi rendo conto che poi le dinamiche della vita di ognuno sono diverse, però posso portare se non altro la mia testimonianza e aiutare altri genitori a cercare di non perdere di vista quelle che possono essere le cose più importanti della vita, piuttosto che il successo, i soldi e tutte quelle cose che luccicano ma che alla fine poi non ti danno quella che è realmente la felicità. A questi ragazzini darai un messaggio, quale può essere? A non mollare mai. Io dico sempre ai miei atleti, come anche alle persone in difficoltà, dico sempre: un vincente persevera verso il raggiungimento del suo obiettivo, un perdente trova sempre una scusa. Se ci fermiamo a trovare le scuse è finita, cioè, dobbiamo se non altro provare a metterci in discussione, a raggiungere l'obiettivo e soprattutto non mollare mai, perché chi si ferma è perduto. Dalia, vedo che annuivi, quindi anche per te questo della determinazione. Tra l'altro ho visto tue interviste, ho visto vari tuoi profili dove emerge il fatto che tu ti sia accorta di poter fare delle cose a prezzo di tanti sacrifici e hai raggiunto quello che sognavi e sei ancora in corsa. Com'è il tuo bilancio? Beh, mi riafaccio a quello che ha detto Corrado, assolutamente sono d'accordo che la determinazione e la perseveranza fanno parte veramente di un atleta, di una persona che ha voglia di fare, ha voglia di crescere. Assolutamente, io ho 22 anni e quello che posso raccontare è la mia esperienza che sto facendo durante questi anni, poi ovviamente c'è un percorso ancora lungo eccetera, però diciamo che sono arrivata a togliermi tante soddisfazioni, Olimpiadi, europei, mondiali. Abbiamo preso veramente tante medaglie, quindi veramente possiamo fare la differenza, possiamo raccontare quello che è la nostra storia. Allora Corrado farà di nuovo il periplo della Sardegna e tu invece cosa ti aspetta? Che momento è di allenamenti, di preparazione, con quali obiettivi? Quest'anno è un anno bello impegnativo, quindi abbiamo diversi appuntamenti. Adesso settimana prossima sarò in raduno con la nazionale, quindi insomma preparazione con la staffetta. Poi ovviamente ci saranno tanti appuntamenti, ovvero i mondiali a Budapest, europei, quindi una bella annata bella piena, che ovviamente come ogni anno dobbiamo centrare quelli che sono questi gli obiettivi. Quando dopo una giornata di allenamento vai a dormire, insomma, cosa ti dici? Qual è il tuo modo di vedere Dalia Kaddari?
Bella domanda. Ovviamente io ogni qualvolta che vado al campo cerco di poter portare a termine ovviamente ogni allenamento col mio allenatore eccetera. L'obiettivo è appunto allenarsi bene per poi poter riprodurre diciamo quello che è in allenamento in gara. Quindi ovviamente la determinazione, il poter portare avanti sempre tutte queste cose. Corrado, chiudiamo perché poi adesso avremo il clou. Anche a te chiedo l'obiettivo, dammi una data del periplo, quando inizia, come ti stai organizzando? Allora, nella programmazione dovremo iniziare il 2 giugno per concludere il 3 settembre. È un giro, come detto, multidisciplinare, non continuativo perché l'anno scorso sono stati 59 Dove giorni. Parti, perdono? Parto da Cagliari Marina Piccola, che è la spiaggia di Amelia. Andiamo verso Sant'Antioco quest'anno, diversamente dall'anno scorso che siamo andati verso est. Collegheremo Cagliari, Sant'Antioco, poi Sant'Antioco Asinara, Asinara la Maddalena a Tavolara, e da lì andremo giù e ci saranno i tratti di collegamento multidisciplinari. Dove entra in ballo anche Dalia. Tu dove entri in ballo, Dalia? Non lo so, vedremo con Corrado, poi ovviamente ci metteremo d'accordo per fare o l'inizio o la fine della... Insomma, esatto. L'importante è esserci, poi che sia molto o poco, l'importante è dare il proprio contributo. Da specialista della genetica, di quello che... Cosa ha colto nell'emozione, nell'empatia che questi ragazzi mostrano per una scienza che vuole avvicinare, al di là delle cellule staminali o per le cellule staminali? I ragazzi, quelli che sono qua oggi, sono, come dire, dei personaggi pirandelliani, sono alla ricerca di autore o in pratica alla ricerca di quello che eventualmente vorranno fare. Gli ambiti della istruzione universitaria sono amplissimi. Per quanto riguarda la genetica è un campo veramente bello ed è foriero di prospettive future veramente interessanti. Questo qua in ambito chiaramente prevalentemente medico, per la cura di malattie che oggi non possono essere curate adeguatamente. Professor Pistis, le neuroscienze e questi ragazzi, ma anche le neuroscienze, lo sport e gli studi sulle cellule staminali. Qual è la sintesi di un momento come questa giornata? Beh, la sintesi è che bisogna appassionare i ragazzi alla ricerca scientifica, perché noi abbiamo bisogno di coltivare la passione per la ricerca. Purtroppo in Italia viviamo un momento in cui la ricerca scientifica non è posta tra le priorità. E quindi è interessante che i ragazzi vengano stimolati alla ricerca, capiscano quali sono le frontiere più avanzate della ricerca scientifica nelle neuroscienze, nell'ambito delle scienze delle cellule staminali, perché questo è il futuro, loro sono il futuro, quindi noi li dobbiamo coltivare proprio per questo e fare appassionare alla ricerca. Fabrizio Fanni, il tecnico di Dalia Caddari, presa ancora un po' dalle scuole materne. Da quant'è che la segui, Fabrizio? Allora, ormai sono 9 anni che alleno Dalia, lei ha incominciato alle scuole medie con i giochi della gioventù e poi ha incominciato a fare veramente l'atleta professionista già da subito. Si vedeva subito che aveva delle qualità, ma la cosa migliore è la sua determinazione, la sua caparbietà nel raggiungere gli obiettivi. Questa è la sua forza maggiore a prescindere dalle qualità fisiche. Quali sono, oggi marzo, quali sono le prossime tappe, i prossimi appuntamenti? Allora guarda, già noi domani partiamo per il raduno della nazionale perché dobbiamo preparare le staffette per i prossimi campionati europei a squadre e i prossimi mondiali. Quindi c'è già il primo raduno, adesso proprio domani partiamo e quindi inizierà una stagione molto intensa dove ci saranno di nuovo campionati europei, mondiali e c'è tanta roba sempre a livello internazionale e mondiale. 30 secondi per dire grazie anche a questi ragazzi in una sorta di comunione che ha avvicinato loro, incuriosito loro e dato anche nuovi stimoli a Dalia, a Corrado Sorrentino e anche a te come tecnico. Assolutamente, queste sono iniziative veramente importanti perché ci arricchiscono dal punto di vista culturale, dal punto di vista della motivazione. Quindi qualcosa che noi facciamo per raggiungere determinati obiettivi ci piace trasmetterlo anche alle altre persone che possano trarne dei benefici.
Sono molto soddisfatta perché quest'anno, dopo 3 anni di pandemia e quindi di blocco di questa manifestazione, finalmente abbiamo di nuovo i ragazzi con noi. E come avete visto sono stati tutti molto contenti, partecipi, e questa è una giornata non solo di scienza, che teniamo molto a far andare come un messaggio di aiuto, di comprensione per come è fatta la società, ma è anche un momento di gioia, di festa per questi ragazzi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Bentornati a Panorama Sardo, telespettatori di Telesardegna. Oggi vi parleremo della Ferrari. Non siamo a Modena, non siamo a Maranello, siamo in Sardegna con il vento che ci ha portato questi modelli della rossa storica italiana, la presentazione di un libro. Andiamo a scoprire con Antonio Carta di cosa si tratta. E oggi presentiamo il club di AC Historic Cagliari, che sarà, diciamo, un'associazione da noi promossa, che si occuperà appunto anche di tutti gli appassionati delle auto storiche. Abbiamo visto fuori che c'è un parcheggio interessante di auto. Sì, abbiamo voluto esporre sia auto moderne, alcune Ferrari con cui collaboriamo spesso, il club di scuderia Ferrari, che è presieduto da Davide Pilia, che purtroppo oggi non è qui per impegni familiari, e poi abbiamo invitato una serie di appassionati che hanno esposto auto storiche. L'ACI Sardegna, l'ACI Cagliari, ma l'ACI nazionale storicamente è a tutela degli automobilisti da tantissimi anni. Quali sono i vostri programmi per il presente? Automobile Club si occupa di vari settori e di promuovere vari eventi.
e anche di interessi sociali come la sicurezza stradale, l'automobilismo sportivo e appunto oggi siamo qua per le auto storiche. AC Storico è un marchio, è un club fondato da AC Italia, a cui Automobile Club e il nostro presidente Sticchi Damiani tiene molto, infatti ha una sua associazione indipendente, ha un suo responsabile nazionale che promuove appunto manifestazioni anche ruote nella storia in tutto il territorio nazionale. Abbiamo visto che siete molto attivi anche sui social, che oggi la fanno da padrona un po' sulla comunicazione, però non c'è niente di più bello che creare eventi come questo per venire a vedere le auto da vicino. Assolutamente, proprio ieri ero alla conferenza stampa per la presentazione del primo rally del Sulcis Iglesiente, oggi sono qui alla presentazione dell'AC Storic Cagliari, quindi stiamo promuovendo gli eventi. Lo scorso mese abbiamo fatto un progetto con 300 ragazzi attraverso Sara Assicurazioni, che è l'assicurazione di Automobile Club per la sicurezza stradale. Stiamo lavorando, stiamo portando avanti tanti progetti, stiamo cercando di sensibilizzare le persone all'automobilismo, che comunque sia è una libertà per le persone, ma bisogna guidare in sicurezza e con passione. E mentre prende corpo e anima l'evento ACI qui di Cagliari, ci troviamo con il presidente del nuovo store ACI Sardegna. Presidente, una convention che ci permette di vedere tante belle auto ma anche di confrontarsi. Sì, oggi siamo qui per riunire tutti gli appassionati e presentare il nostro nuovo club che ha l'obiettivo di aumentare gli eventi in Sardegna e principalmente ovviamente anche a Cagliari, di tutti i raduni, che siano eventi culturali come questo, che raduni statici, che gare di regolarità, sia titolate a livello nazionale che non. Il nostro scopo è di far aumentare questa passione in tutti, visto anche il nuovo incremento dei giovani in questo mondo, grazie anche al fenomeno delle young timer, che hanno fatto avvicinare molti nuovi giovani a questo mondo, che però comprende tutte le auto, sia dalle più antiche, le prime, che sono semplicemente delle evoluzioni delle carrozze. Si è passati dalle carrozze trainate da cavalli a delle carrozze fatte in lamiera spinte da motori a scoppio, per poi evolversi nelle carrozzerie che tutti noi conosciamo in Italia, famose in tutto il mondo, cui venivano fatti da veri e propri sarti carrozzieri, e ci hanno reso grandi la nostra nazione in tutto il mondo e famosi. E perciò è il nostro compito porci come ambasciatori di questo mondo e portare più persone possibile alla scoperta di questo mondo, che è importantissimo per la nostra nazione, perché sono delle vere e proprie opere d'arte su ruote. E credo che sia anche importante conoscere poi la storia del motorismo, come oggi terremo una conferenza sulla Ferrari 312P, un'altra delle nostre eccellenze Ferrari, che è conosciuta in tutto il mondo. La Sardegna è un circuito quasi naturale, dai rally, dagli slalom in salita, ma anche da tutto quello che sono i percorsi delle auto d'epoca. Sì, assolutamente. Abbiamo delle strade veramente meravigliose e dei panorami unici che è giusto divulgare e far conoscere a tutti gli appassionati il più possibile, non solo della nostra terra qui, non solo regionali e locali, ma anche nazionali e anche europei, stranieri, perché sono molti di più gli interessati a questo mondo che vogliono venire in Sardegna appunto per conoscere la nostra terra, provare le nostre strade con le auto storiche come si faceva una volta. Quindi queste auto storiche ripercorrono le stesse strade che hanno percorso tanti anni prima, ed è il nostro compito far conoscere più luoghi possibili, sia di cultura, far visitare luoghi che sono ancora sconosciuti magari ai più, magari noi sì, ma le persone dall'estero no. E promuovere tutto il motorismo a tutto campo, sia storico che sportivo, quindi con le regolarità, che culturale. Quindi di informazioni, di conferenze inerenti alle macchine, carrozzieri, designer, i meccanici, i piloti e tutto quello che concerne questo mondo. Ci ha raggiunto Angelo Melis, esperto di tutto quello che può essere i motori, ma non soltanto. Questa conferenza andava fatta perché? Nasce un nuovo club, ACI Storic Cagliari. Io sono sempre stato molto vicino all'ACI regionale, abbiamo fatto un convegno nel 2011 molto bello in Castello, con auto rigorosamente anni 30. L'ACI ha scritto un libro e noi come club abbiamo in quel momento fatto la parte delle storiche. Quando nasce un club la passione vuol dire che non ha colore, non ha diciamo un club di riferimento soltanto, per cui tutte le volte che nasce un nuovo club bisogna sostenerli. Una bella organizzazione e soprattutto molto interesse sia per chi ha presentato il libro ma anche per i nuovi presidenti giovani dell'ACI Cagliari e appunto dello Store. L'anno scorso si è insediato un nuovo presidente dell'ACI,
giovanissimo Antonello Fiori, anche il presidente del nuovo club che viene presentato oggi al pubblico, Gianluca Cavoni, è lo stesso, ha appena superato i 30 anni, quindi ci sono molte novità. È un modo anche per avvicinare alle storiche i giovani che hanno delle difficoltà, hanno altri interessi. L'ACI Storico nasce anche per catalizzare la loro attenzione, magari verso le young timer, che sono quelle che a loro piacciono di più. Ci sarà la presentazione di un libro, il libro che presenterà un mito, la Ferrari, brand italiano nel mondo. Allora, intanto è sorprendente che un sardo scriva di Ferrari, perché la Sardegna non è esattamente terra di motori, anche se ha una lunga tradizione. Niente, io da ragazzino, come tanti, collezionavo le automobiline, compravo autosprint e poi questa macchina mi colpì particolarmente per la sua forma e quindi ho raccolto un po' di informazioni, tanto da essere un punto di riferimento per chi possiede auto sportive, quindi sono stato chiamato in diverse parti del mondo a dare un mio contributo, ma sorprende tutti che un sardo, non un modenese o uno di Maranello, possa dare informazioni in merito a auto antiche da corsa. Questa è la forza del brand Ferrari che accomuna ovviamente tutta l'Italia, tra l'altro è un brand che rimane ancora italiano, speriamo per tantissimi anni ancora. Le chiedo, la copertina con la sella del diavolo, quindi c'è il modello, la 312P, che è uno dei modelli storici anche come a livello avveniristico. Lei da ingegnere ha colto anche questa estetica? Sì, è una macchina che è stata progettata nel 68, anno particolare, di rivoluzioni, di grandi cambiamenti, e ha in effetti alcuni elementi che sono ripresi anche dalle ultime Ferrari. Basta guardare il lunotto alettato, che era già della Miura, ma lei lo portò in corsa, le prese d'aria nella parte anteriore che servivano per i radiatori dell'olio posteriore, che sono usate ancora dalla Ferrari come tecnica. Insomma, ci sono diversi elementi che si ritrovano anche nelle auto di oggi, progettate da un sardo, Flavio Manzoni, che è il capo dello stile della Ferrari. Bene, quindi la Sardegna, insomma, che avvolge anche questo aspetto economico, perché la Ferrari comunque a livello economico negli anni ha dimostrato il suo valore. Io credo che in questo momento il principale budget della Ferrari non siano le automobili, ma sia il franchising e tutte le altre iniziative che fa intorno al mondo. Devo dire, per un appassionato di automobili questo non è una cosa bella. Insomma, oggi Maranello sembra Las Vegas per tutti i negozi che vendono qualunque cosa con marchio Ferrari. Rimane una tradizione, una storia che, come diceva lei, ha fatto della Ferrari il marchio più famoso nel mondo, ed Enzo Ferrari una delle persone più conosciute al mondo. Abbiamo visto una conferenza, un evento che ha coinvolto sia gli appassionati ma anche i simpatizzanti e anche chi usa la Ferrari. Le chiedo, lei ha mai guidato una Ferrari? No, però mi sono seduto diverse volte. No, bisogna saperle guidare bene le macchine, soprattutto una Ferrari va saputa guidare, ecco. Se no si finisce su YouTube con tutti i filmati degli incidenti imprevisti. Bene, allora non ci resta che guardare le immagini del nostro Antonio Carta. La conferenza ha preso corpo e la linea poi andrà alla regia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza?
conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Siamo al Teatro di Selargius, Piazza Siemboi a Selargius. Ringraziamo il Comune per averci dato questa possibilità. Allora, Massimiliano, sì. Inizia questa nuova avventura, sì. Tutti provate, tutti siete emozionatissimi. Emozionatissimi perché siamo in teatro, quindi un po' l'emozione del teatro c'è, e poi l'emozione anche perché la facciamo in teatro ma andare in televisione, quindi c'è doppio impegno perché dobbiamo rispettare certi tempi, certe cose, insomma, però bene. Ma noi siamo sempre emozionati, guarda come si emoziona anche questo, vieni, guarda Spiro, guarda Spiro. Sono emozionato! Prego, allora, Valerio, puoi entrare. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene. Voi? Tutto a posto? Sì, ma Massimiliano è nervoso in questi giorni, come lo trovi? È intrattabile Massimo, cioè tu gli chiedi una cosa, comincia a prendere a pugni tutti, guarda, è una cosa inimmaginabile. Io devo fare i complimenti a questo signore, Antonio, riprendilo bene perché è stato protagonista di una serie di spot che più li vedo e più mi divertono. Com'è nata questa vocazione per l'aldilà, per essere così pieno di parole? Grazie a Massimiliano Medda, che è lui che mi consiglia quello che... Ecco, ma lei che riesce a guardare nel futuro, mai detto tante parole da quando abbiamo visto gli spot? Si sta risvegliando. Ci via ora. Ah, quindi non era morto? Chi siete? La Pola. Ma come che vi avveggenti? Maestro, noi vorremmo sapere in che giorno andrà in onda la prima puntata del nuovo programma della Pola. Venerdì 17 marzo. Hai visto? Sa tutto, sa. Sì, ma non è, scusi, non è che di venerdì 17 nel canale 13 ci porta a male. No, tranquilli. Mezzo svegli. Ma nel corso degli spettacoli sarà protagonista? No. Assolutamente no. Lui non può parlare, deve stare zitto perché non può parlare. Quindi questa è un'esclusiva per Panorama Sardo. Certo. La ringrazio. Andiamo avanti. Tamuritas. Allora, i Tamuritas hanno trascorso con noi tutti i pomeriggi più belli dell'inizio degli anni 2000, giusto? È corretto? Sì. Perché eravamo primi, alla fine 2006, 2007, quei periodi là. Anni bellissimi. Sì. E il Cagliari era un Cagliari diverso. Bene, comunque voi sarete grandi protagonisti di questo spettacolo, sempre presenti. Per favore. Scusa, no, non avevo visto la televisione. Non c'è ragione? Troppo rogo Valerio Bargiu! Non ci credo! Ho fatto bene, non c'è ragione. Ma è la Rai? No. No, allora no. Ok. Vabbè.
Una cosa importante, ci stanno anche fotografando. Sì, stanno fotografando, sono le foto del backstage. No, il Tamburito si riforma questa coppia perché avevamo bisogno di ritmo. C'è il maestro Ghiani, ma con loro è... Quindi vi accompagneranno in queste 10 puntate. Tutte le 10 puntate. L'esclusiva di questa nuova serie della Pola, televisione nuova, canale nuovo, è che lavorate in teatro. Sì. Un teatro molto grande. Molto bello. Chiunque può venire a vedervi. Sì, allora oggi è tutto esaurito. Adesso stiamo vendendo biglietti per il 27, però sono quasi finiti anche quelli e rimane il 3 aprile, quindi insomma chi vuole può venire in queste 3 date a vederci. Altrimenti non c'è più spazio. Si guarda in televisione. Seguirvi nel vostro tour. Venerdì 17. Okay. Vieni con me, andiamo Antonio. Ti porto dove ci sono. Ecco qua. Allora. Vieni, guarda. Questa è la zona trucco. Questa è zona trucco. Porco, l'ultimo arrivato è di Andara. Ah no, l'ultimo arrivato ben accontentato? No, l'ultimo è il primo di Andara. Scusa. Qual è il tuo ruolo? Centrocampista. Dica Io sono un padre nel senso un pastore che ti insegna la Bibbia. Se vuoi, pastore con pecore. Con le pecore. Lui è il pastore della chiesa dei preti protestati da che finanziarie, banche, poste, banche italiane, banche estere, criptovalute, monete complementari e fidelity card. E hanno la sede nella chiesa Elisabetta. No. Il livello è questo. Vieni, allora, poi qui abbiamo il trucco. Qui stanno truccando Massimiliano Lorrai. Signor Vargio, io l'ho sempre seguita. Ho la sensazione che sia organizzato da Mago di Pirri, è possibile? Sì. È corretto? Esiste ancora il Mago di Pirri? Sì. È un residuo fisico, psicologico. Sarà protagonista di queste 10 puntate su Telesardegna? Ma non sempre, ma lui è pronto a intervenire. Il Mago di Pirri è sempre sopra di voi, ricordatevelo. Il Mago di Pirri è sempre dietro di voi. Voi dormite, il Mago di Pirri è lì. Sì. Ma toglimi una curiosità, ma è lui che faceva Barbara Begala? Giusto Vale! Giusto Vale! Perché adesso stiamo vedendo le immagini di quel trucco. Perché c'era la Begala che è oggi grande attrice di livello nazionale. Esatto, che lavorava e faceva coppia con te per qualcosa, no? Ricordo bene? Perciò io ho fatto Barbara e Massimo ha fatto te. Ed eravamo più belli noi. Dai, venga, non perda tempo, venga. Ce lo vediamo tutti i giorni a Telesardegna. Marco Camboni, Gianni Vettori. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Gabriele che in coppia con Chicca, dov'è Chicca? L'ho buttata. Camboni, che parte farai? Diverse parti. È un personaggio mammone, poi la signora Franca che credo non possa... Esatto. E poi l'uomo cubo. L'uomo cubo che è uno dei primi pezzi che insomma dopo 30 anni... rappresentarlo è anche una scommessa perché maestro, senza reddito. Maestro, allora, buonasera a voi. La storia della Pola. Lui la preistoria, perché è la preistoria. Perché è il più maturo. Insomma, il maturo sta per cadere dall'albero da quanto è maturo. Quello leggermente così più. Insomma, ragazzi, siete contenti di ritornare? La Pola è Gabriele. Sì. Beh, è chiaro, no? Cioè, ce n'è che bisogno di... Tu farai diversi personaggi. Sì, come sempre. Dimmene qualcuno. Allora, il genio con la consorte, il mago Dari, un ritorno anche del mago Dari, senza accento, Vettori, mago Dari, con Cina, la mia assistente, poi farò Andy e Vera, 2 furbetti della pensione che vogliono avere la pensione a tutti i costi e non gli spetta. E oggi faremo anche un personaggio, il Gigabyte, il rapper, e poi tanti altri. Adesso, Eso e Ela. La novità di quest'anno sono 2 acrobati di origine spagnola, dicono, ma avuti da Bidda, Savini, Sant'Antioco. Dettori, eccolo qua. Dettori. Allora, ci sarà un momento, ci sarà un momento molto atteso tra voi due. Il bacio, c'è scappato un bacio. Perché io ho letto ieri sulla Nuova Sardegna di questo bacio. Non sveliamo niente. Possiamo avere un'anteprima? Scusa, no. Per favore. Lui che sta scappando, Alessandro Murta, lui è quello che sta organizzando il tutto. Ecco. Tu sei la parte veramente seria di questo gruppo. Assolutamente. Ecco. E bisogna compensare
8 teste matte, quindi molto Sono serio. trascorsi 2 anni, Da che cosa? pandemia, è successo di tutto. Sì. Questo ritorno come lo vedi? Come lo puoi raccontare ai nostri telespettatori che vi seguiranno da venerdì? Una grandissima sfida, una voglia di rimettersi in gioco, tanto divertimento, siamo carichissimi, teatro più televisione insieme, è la prima volta che facciamo questa commistione doppia, quindi mi sembrano gli elementi perfetti per tornare alla grande. Io vedo un Massimiliano Vecchio. sereno, tranquillissimo, Massimiliano, quindi è sicuro del fatto suo. Massimiliano è tranquillo, vuol dire che siamo nei guai. Massimiliano deve essere una corda di violino che vibra e poi manda della musica in sala bellissima. Se non è così vuol dire che siamo messi male. Grazie Ale. Signora, Valerio. vieni qua. Le 2 donne dello spettacolo. Le 2 donne dello spettacolo. Siete concorrenti tra di voi? Assolutamente no. Ma lo vedi? Ma come si fa a concorrere con questo fiorellino? Fiorellone. Che parti vi giocherete in questa serie di 10 puntate di La Pola Circus? Allora, io per il tempo in cui non faccio i miei pezzi, che sono un po' piccoletti, rido di solito sul palco, grazie a questi matacchioni, per Sì, fortuna. ma fai la parte della milanese? Faccio anche la parte della milanese e non solo, verrà anche a trovarci Miss Bidda, che è il mio vecchio personaggio. Insomma. Stiamo lavorando, non stiamo neanche... Scusa, un attimo. La tua esperienza in questa prima settimana a Tele Sardegna? Ah, bellissima, bellissima. Io adoro. Posso dire che adoro Caterina? Tu la adori, Caterina? Puoi dirlo? Ma stiamo parlando dell'editore, così lo spieghiamo ai telespettatori. Lo adoriamo. Perché è troppo toga, è troppo toga. No, niente, tutto bello, uno spazio nuovo, ci hanno dato la possibilità di fare tutto quello che volevamo, quindi ci sentiamo proprio accolti. Quindi non c'è concorrenza fra le 2 donne dello spettacolo. Ma io l'ho vista Assolutamente crescere, no, lei esatto. aveva Vi volete 16 bene? anni quando abbiamo iniziato. Sì. Benissimo. Non c'è bisogno. Anche io quando ho Non c'è iniziato. non c'è bisogno. Ragazzi, io sto per chiudere. Massimiliano? Non è vero, sei una stronza. Massimiliano dove è finito? Massimiliano, stanno partendo i titoli di coda di Panorama Sardo, appuntamento a venerdì. Ok, l'appuntamento è venerdì alle 21 su Tele Sardegna, canale 13 e in replica la domenica alle 17:30. Ma è vero che questa sarà la più bella serie della Pola di tutti i tempi? E ne sono passati di anni. Questo non lo possiamo dire, è una di Senti, quelle in io cui vi ho ci visto stiamo in divertendo prova. di più. Vi ho visto in prova, siete carichi in una maniera incredibile. Speriamo bene, diciamo cosa si dice in questi casi? Facciamo gli scongiuri e guarda. Senti, eccolo qua, bravo. Regalato da un napoletano. Avrei avuto il piacere di avere qui con noi il regista. Mamma mia. Lei è? Nel retro. Io sono Samara. Prego? Samara. Pinella? Samara perché vengo da Mara. Sente male? Sì. Sono un po' giù. Giù. Un calo ipoglicemico. Ma no. Sì. Voi come state? Benissimo. Per ora. Mamma mia. Vai, a posto. So che hai una gran voglia di vedere se papà è in forma in questa nuova serie. Esatto, dobbiamo tenerlo caldo in forma, infatti si sta preparando qua a fianco a me. È difficile perché è una trasmissione in teatro, una situazione diversa, però secondo me può andare bene, stiamo lottando. Ecco, ma io sono curioso di sapere una cosa, e siamo proprio alle ultime battute. Se c'è qualcuno da sgridare, chi sgrida? Il regista o il capo comico? Non stiamo giocando. No, sto intervistando. No, allora vai. Allora, chi comanda è il regista. Può essere mio figlio, può avere 20 anni, ma se lui dice questa cosa non dobbiamo rifarla, bisogna rifarla. Lo so, comanda lui. È come il direttore d'orchestra in un'orchestra, no? Comanda il direttore d'orchestra, non c'è niente da fare. Un'ultimissima curiosità, gli spot che hanno avuto un successo straordinario.
Accomodatevi. Cosa ha detto? Ha detto di sederci. Siamo già seduti, ma è straniero. No, è veggente. Ma voi siete la Pola? Hai visto? È veggente. Magari fai gente, ci avrà visto in televisione. Cosa volete? Maestro, noi vorremmo sapere quando sarà la prima puntata del nuovo programma della Pola. Dopo febbraio e prima di aprile. Bisogna risolvere l'enigma qui, oh. Com'è enigma? Marzo, dopo aprile è marzo, non è che ci bolli lì, giusto? Torniamo a marzo. Sì, ma esattamente dove? Sulle televisioni. No, ma in quale canale? Sul canale 13. Telesardegna. Sì, ma quando? Il giorno. Si c'è dormire, lo vedi, è svenuto. Lo sforzo. Non ti ci viene a arrendi. Della trasmissione che parte venerdì, è bella come gli spot, questa volta veramente. Gli spot in bianco e nero, dici? Sì, è un'idea tua? Allora, non mi ricordo l'idea a livello di scrittura, però la realizzazione, la regia, la fotografia, sì, sono mie. È troppo bravo. Salutiamo. Salutiamo. Abbiamo finito anche oggi, mi raccomando, venerdì alle 21, venerdì prima serata. 17. C'è anche una replica il sabato? No, la domenica. Domenica. Della nostra? Sì, domenica alle 17:30. Domenica alle 17:30 la replica delle 10 puntate. Benissimo, grazie. Per chiudere vi chiedo una cosa. Daniele, e il cuneo? Ha pareggiato. A voi la linea. Io devo fare la doccia, se mi date l'accappatoio non ho capito. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Ciao Valerio. Dobbiamo fare quello per il TG adesso. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.